Eder. Mech. Pallister. Liliana passa dalla scuola della polizia alle 8:42:13, Gabriella 8:44:51. Chiameremo questo il punto X. Le due amiche percorrono 100 metri e si trovano poi entrambe al punto in cui si svolta per la piazzetta che contiene i cassonetti. Chiameremo questo il punto Y. Vedete 100 metri dal punto X al punto Y. Liliana riparte dopo aver buttato la spazzatura 8:43:27 perdendo una parte del suo vantaggio. Gabriella passa dal punto in cui è ripartita Liliana poco dopo. Se la destinazione di Liliana fosse davvero la Wind, Gabriella riuscirà a recuperare il distacco? La Wind dista dai cassonetti 2200 metri. Per prima cosa, calcoliamo il vantaggio iniziale di Liliana su Gabriella al punto Y, e poi vediamo come questo vantaggio cambia dopo la sosta di Liliana. Vantaggio iniziale al punto Y. Liliana passa da X alle ore 8:42:13 e da Y alle ore 8:42:35, impiegando 22 secondi per percorrere i 100 metri. Gabriella passa da X alle ore 8:44:51 e da Y alle ore 8:45:09, impiegando 18 secondi per percorrere gli stessi 100 metri. Calcoliamo il vantaggio di Liliana al momento in cui passa da Y. Gabriella passa da Y alle ore 8:45:09, mentre Liliana è passata alle ore 8:42:35, quindi Gabriella ha un ritardo di 8:45:09, 8:42:35 uguale 2 minuti e 34 secondi uguale 154 secondi di ritardo rispetto a Liliana al punto Y. Vantaggio di Liliana dopo la sua sosta. Liliana si ferma e riparte alle ore 8:43:27. Gabriella passa dal punto in cui Liliana si è fermata alle ore 8:45:17. Il vantaggio di Liliana quando riparte è quindi di 8:45:17, 8:43:27 uguale 1 minuto e 50 secondi uguale 110 secondi. Quindi, dopo la sosta di Liliana, il suo vantaggio su Gabriella è di 110 secondi. Ora calcoliamo il ritmo di recupero di Gabriella rispetto a Liliana. Gabriella recupera 4 secondi ogni 100 metri, perché impiega 18 secondi per percorrere 100 metri mentre Liliana impiega 22 secondi. Per calcolare dopo quanti metri Gabriella raggiungerà Liliana, dobbiamo dividere il vantaggio residuo di Liliana per il ritmo di recupero di Gabriella. 110 secondi uguale 2750 metri. Quindi, Gabriella raggiungerà Liliana dopo 2750 metri dalla ripartenza di Liliana. Per calcolare dopo quanto tempo Gabriella raggiungerà Liliana, utilizziamo la velocità di Gabriella. 2750 metri uguale 495 secondi. Convertiamo i secondi in minuti e in secondi. 495 secondi uguale 8 minuti e 15 secondi. Quindi, Gabriella raggiungerà Liliana 8 minuti e 15 secondi dopo che Liliana ha ripreso a correre. Quindi, Gabriella raggiungerà Liliana alle ore 8:51:42. Dal punto X al punto Y Gabriella guadagna 4 secondi, ma Liliana ha in mano la spazzatura. Quando riparte non ha più la spazzatura, per cui potrebbe addirittura andare ancora più veloce di prima. Secondo questa proiezione fatta dall'intelligenza artificiale, quindi Gabriella non avrebbe potuto recuperare Liliana nei 2200 metri necessari per arrivare alla Wind, ma le sarebbero serviti 2750 metri. Infatti anche il passo di Liliana era molto veloce, Gabriella non poteva quindi vedere cosa è accaduto nel passaggio da Via Giulia, ma di certo Liliana non passa da piazzale Gioberti alle 8:50. Poiché Gabriella, che è dietro di lei, passerà da piazzale Gioberti alle 8:48:17. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.